un cuore normale, grande come il pugno di una persona. Questi tumori erano uno di 4 centimetri e altri 2 di circa 1,5 centimetri e altri 3 di 1,5 centimetri. Quindi erano grandi per la cavità cardiaca. Lei ha detto prima che si è ricordato di aver letto nei manuali di questa sindrome, ha fatto un passo nella memoria, ma ha salvato la vita a una persona. Sì, perché se non avessimo avuto questo sospetto non avremmo fatto l'analisi genetica. È l'analisi genetica che ci consente di avere una diagnosi confermata e quindi di prendere in carico il paziente per il follow-up successivo, cioè per seguirlo nel tempo e verificare che non emergano altri problemi. Può descrivere l'intervento proprio chirurgico in sé? L'intervento chirurgico è un intervento molto complesso che viene fatto entrando nel torace, mettendo una circolazione extracorporea, cioè una macchina che faccia da cuore e da polmone, dobbiamo fermare il cuore, aprire il cuore, in questo caso abbiamo aperto 2 camere cardiache e rimosso questi tumori, dopodiché c'è la fase di ricostruzione delle pareti cardiache ed eventualmente delle valvole cardiache. Fatto questo, viene fatto ripartire il cuore e viene chiuso il torace, quindi una cosa abbastanza complessa. Sulle 4 ore. Che cosa le ha detto il paziente quando ha scoperto quello che gli era successo? Beh, è stato un po' un trauma perché ovviamente la persona non si rendeva conto da un punto di vista clinico di avere un problema, quindi anche spiegare, guarda, che ti operiamo, facciamo un intervento molto importante, però insomma il decorso post-operatorio è stato ottimale, poi è un giovane, quindi si è ripreso molto rapidamente. Perfetto.